E waiu! Ciao, benvenuti sul canale Smeralda, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, vi mostrerò tutta la mia collezione di maglie da calcio. Premessa importante, non sapevo di avere una collezione di maglie da calcio, cioè io pensavo tutto al più di averne 20, 30, 40, al massimo proprio 50. Waiu, tengono una frangata di maglie di pallone, si sono presi tutta la stanza, cioè è una pila clamorosa di maglie da calcio che ho qui di fianco a me. Ci sono maglie, ci sono perle, ci sono chicche che neppure sapevo, ricordavo di avere, quindi veramente non vedo l'ora di farvele vedere, di mostrarvele e magari per qualcuna anche di raccontarvi qualche piccolo retroscena, perché ci sono degli racconti dietro ogni maglia. Detto questo, Waiu, è un video diverso dal solito, però dovete sapere che non sto proprio al 100%, è un periodo un po' così per tutti quanti. Pure io sto qua, dovrei stare a letto, però per come sono fatto io non riuscivo a non registrarvi un contenuto e soprattutto non riuscivo a non portarvi il secondo video di questa settimana. Dovrei starmene veramente sotto il coperto, però con tutto il cuore sto qui su Run, perché mi faceva la chipirina, a registrarvi questo video. Non avevo un altro contenuto a disposizione, non sono potuto scendere e quindi ho detto sono a casa, ho diverse maglie da calcio, tantissime maglie da calcio e vi porto un contenuto diverso dal solito, ma che soprattutto qualcuno di voi in passato mi ha chiesto di fare. Prima di cominciare lasciate un bel mi piace, lasciatene almeno 3000 per lo sforzo fisico che credetemi in questo momento sto facendo. Supportate il contenuto anche con un bel commento, scrivetemi qui sotto anche voi se avete delle maglie da calcio e soprattutto iscrivetevi al canale. Voglio, siamo vicinissimi ai 90.000, ma in realtà noi puntiamo ai 100.000 iscritti perché sto organizzando una mega festa con tanti ospiti e soprattutto con tutti voi che ci seguite, quindi iscrivetevi, tanto è gratuito, non si paga niente. Allora voglio, facciamo un piccolo gioco qui sotto nei commenti. Scrivetemi per ogni maglia che vi faccio vedere l'annata, io non ve la dico, me la scrivete qui sotto voi nei commenti e soprattutto, visto che non so il numero, proprio la quantità di maglie che ho, per ogni maglia tenetevi a mente il numero e a fine video scrivetemi qui sotto nei commenti anche quante maglie vi ho fatto vedere, perché sono curioso di sapere quante ne ho. Allora partiamo subito dalla prima, la prendo così random. Prendiamo la prima. E qui già c'è una bella storia in realtà da raccontarvi. Allora, questa qui è la maglia originale di Petagna. Questa qui me la fece capitare Erfaina Damiano quando eravamo in OCV, oggi è Cassa Guagliò, e visto che conosce molti calciatori, tra cui appunto Petagna, mi fece arrivare questa maglia, infatti lo ringrazio ancora, però ci sono delle firme qui sopra, che non ricordo quali siano ovviamente, sono delle firme di calciatori ovviamente del Napoli, non mi ricordo proprio. Questa qua me la sono fatta firmare quando siamo andati l'anno dello scudetto a Di Maro. Allora, c'è la firma sicuramente di Anghissà, che vedo un 99 qui, non so se la riuscite a vedere. Poi voglio, non lo so se... Allora facciamo una cosa, altro gioco nei commenti, vi faccio vedere tutte le firme, eccole qui, scrivetemi qui sotto nei commenti quali firme sono, cioè di quali calciatori. Però prima maglia già top, scrivetemi, ripeto, il gioco che dobbiamo fare soprattutto è l'annata, scrivetemi l'annata. Voto a questa maglia, secondo me un bell'otto. Ok, la prima è andata. Prendiamo la seconda, ci sarà una stradominanza di maglie ovviamente del Napoli, quindi andiamo molto veloci. Questa è un'altra annata e abbiamo la 99 proprio di Zambo Anghissà, e la rossa non è male ragazzi, cioè la rossa non so, è un po' un pugno nell'occhio sicuramente come colore, però non è brutta, quindi a questa gli diamo un 7 rispetto all'altra. Poi andiamo avanti, altra maglia rossa, ma non solo rossa ragazzi, rosso-nera, abbiamo la maglia del Milan, quindi per tutti gli amici milanisti aiutatemi a sapere l'annata. Questa maglia qui è di Zlatan Ibrahimovic. Perché ho la maglia del Milan? Perché volevo fare dei video sfottò nei confronti dei milanisti quando ancora ero appunto in OCV, e quindi ho detto se mi serve qualche video da fare, non c'ho la maglia, mi presi questa qua del Milan. Questa qua è una bella maglia e a questa gli do un bell'otto. Poi prima chicca che vi mostro, quella del Parma. Allora, perché ho la maglia del Parma? Tra l'altro la numero 27 di Gervinho, non lo so, non mi viene nemmeno a mente, forse l'abbiamo rubata io e Luca Cohen per pochissimi a qualcuno. Facemmo una volta un viaggio insieme dove scroccavamo cose, non lo so se è così, però è bella, c'è una bella maglia proprio, questa qua del Parma, gialla, molto particolare, con diciamo il logo del Parma cucito sopra, così come il logo Errea dello sponsor tecnico. Gli do un 7. Andiamo avanti, prendiamo un'altra maglia, stavolta usciamo fuori dall'Italia e abbiamo la maglia del Barcellona. Anche in questo caso
mi serviva comunque una maglia per fare dei video, se non mi sbaglio, durante una partita che dovevamo appunto giocare contro il Barcellona, me la sono personalizzata, cioè Super Allan 5. Fatemi sapere ovviamente il gioco continuo e di che annata è, ve la faccio vedere bene, c'è anche la patch della Champions, degli scudetti qui, respect sul braccio, è una bella maglia, la classica maglia del Barcellona, e a questa gli diamo 7,5. Dalle prossime date voi i voti. Allora, andiamo avanti. Che maglia abbiamo qui? Ve lo dicevo che abbiamo tante maglie del Napoli, e qui la prima maglia un po' diversa da quelle che abbiamo visto prima del Napoli, ed è questa qui, con questa fantasia grigia. Ci sono questi pallini praticamente, grigio chiaro, grigio scuro, comunque diverse tonalità di grigio. Anche in questo caso me la sono personalizzata, anche in questo caso c'è la patch della Champions. Qui è quando, come qualche maglia abbiamo visto prima, c'è ancora lo sponsor Lete in petto, rosso. Alla maggior parte dei napoletani, non a tutti, però alla maggior parte dei napoletani non è mai piaciuto più di tanto, diciamo, questo sponsor rosso così grande in petto. Tra l'altro è una maglia molto particolare, perché mentre dietro è tutta quanta bianca, avanti appunto ci sono queste fantasie di grigio. Indossata è molto molto carina, però vista così fatemi sapere voi se vi piace. Prendiamo una maglia storica, una maglia storica è molto molto bella. Qui è bella proprio il tessuto di questa maglia, di una maglia dell'Italia, con un colletto e il tricolore appunto sul colletto a polo, fatta a polo. Dietro non c'è scritto nulla. Secondo me una delle più belle che ho, sia per qualità sia proprio per come è fatta. Sponsor di Adora, guardate anche all'interno di Adora, nazionale italiana di calcio. Ecco qui. Questa maglia non ricordo il motivo per cui ce l'ho, e soprattutto non ricordo chi me l'ha regalata. Ero molto molto piccolo, infatti ce l'ho proprio veramente da tantissimi anni, ed è bellissima. Secondo me questa vale anche 9, proprio per la storicità della maglia. Poi andiamo avanti. Abbiamo una maglia, sì, sempre da calcio, e anche qui in questo caso diciamo una polo, però è da passeggio. È una maglia della Manchester City, è una maglia che avete visto anche in qualche video di calcio che abbiamo fatto in passato sui vari canali. Anche in questo caso diciamo non c'è nulla dietro, perché è una maglia da passeggio. Sponsor Puma, questa anche molto molto bella, indossata secondo me lo è ancora di più. Infatti mi ricordo che era proprio un die friscone questa maglia in quella. Prossima maglia che vi faccio vedere, anche qui una maglia storica, anche in questo caso del Napoli, NR come sponsor Buitoni, lo scudetto qui in petto con dietro la personalizzazione di Maradona. Una delle maglie a cui tengo particolarmente, guardate qui lo scudetto del Napoli com'era, purtroppo si è un po', come dire, piegato. Società Sportiva Calcio Napoli sulla manica. Questa credo che sia una delle più belle, alle quali sono più legato, infatti l'ho messa davvero poche volte. Purtroppo si è un po' piegata anche qui sullo sponsor Buitoni. Io continuo a leggervi nei commenti, continuate a scrivermi tutte le annate delle maglie, datemi qualche voto e fatemi sapere appunto per voi qual è la più bella. Passiamo alla prossima e passiamo a questa qui, altra maglia polo. In questo caso stiamo parlando di quella del Borussia Dortmund, anche qui sponsor Puma. Mi piace tanto la polo, non so se si è notato, ne ho 3 o 4 già, ve li ho fatto vedere. Tra l'altro il Borussia Dortmund, c'ho anche il pantalone di questa tuta che indosso in questo momento, non so se si vede, quindi mi piace particolarmente perché c'ha dei colori molto molto belli. Guardate qui le maniche come sono fatte, grigie con questa sorta di fulmini e il nero. Ovviamente giallo su nero secondo me fa paura. Sono indeciso di farvi vedere già qualche chicca. Allora vi faccio vedere questa, dai, che non è troppo una chicca, però è una maglia molto molto particolare che ho del Real Madrid, bellissima, verde acqua, Fly Emirates, la patch FIFA, World Champions, Adidas come sponsor ovviamente cucito. Dietro c'è Eden Hazard, quindi il numero 7, c'è qui la patch della Liga. Ma questa maglia vi giuro è una di quelle maglie che non sapevo, anzi non ricordavo di avere. Mi piace particolarmente, gli do 8,5/9 perché è particolare. A me le cose particolari piacciono, non è una maglia semplice. A me il Real Madrid diciamo è bianca, i blancos si chiamano così per un motivo, però questa è davvero molto molto particolare, il colore mi piace assai, poi il tessuto è tantissima roba. Allora siamo giunti al momento di farvi vedere qualche chicca, perché se siete arrivati fino a questo punto del video qualche chicca ve la dovete per forza vedere. Non so per quale motivo ho queste due maglie Virtus Volla, cioè dovevano per forza comparire in questo video. La Virtus Volla, allora chi di voi conosce la Virtus Volla deve lasciare ora un mi piace e commentare facendomi capire perché conoscete la Virtus Volla. La prima maglia della Virtus Volla, eccola qui, Givova è lo sponsor tecnico, poi Charter Caracciolo 1, quello in petto, il numero è 23, non a caso, quindi questa qui è la versione blu. C'ho anche la versione bianca, è praticamente la stessa identica maglia però bianca con un numero diverso, 22 o
Paz. Perfetto, sono un Paz scema, o un scema Paz. Allora, prossima maglia, torniamo un attimo a far vedere una maglia del Napoli, che probabilmente sì, è sempre una di quelle là che vi ho fatto vedere prima, però ve la faccio vedere comunque perché è un colore diverso. Questa è la maglia bianca con inserti bianchi, una maglia nera, quella bianca, sapete che mi sente buono. È una maglia nera con inserti bianchi e soprattutto rosa. Una delle maglie più particolari che ha fatto il Napoli. Il nome è quello di Victor Osimhen, il bomber che ha contribuito con i suoi gol a farci vincere uno scudetto. Sponsor K, guardate qui sulla manica, non so chi di voi se la ricorda questa maglia. E il numero e il nome molto molto particolare, cioè azzurro con i bordi rosa. Vi dico la verità, è molto particolare, vi ho detto che a me le cose particolari piacciono tanto, però è troppo colorata se ci fate caso. Cioè c'è il rosso, c'è bianco, c'è il rosa, che poi è un porpora questo, cioè un po' più scuro, c'è il rosa più chiaro, c'è azzurro, c'è verde, cioè capito, è un po' troppo colorata. Fatemi sapere che voto gli date e se vi piace. Allora andiamo avanti perché non voglio dire che siamo ancora all'inizio, ma quasi. Abbiamo un'altra perla qui e la maglia è quella dello Spezia, quella delle grandi occasioni, ragazzi. Questa ricordo perché ce l'ho, adesso vi racconto un po' il retroscena di questa maglia. Anche in questo caso purtroppo, ragazzi, si è piegato lo stemma dello Spezia perché mamma si fa i fatti suoi, cioè molto semplicemente l'ha messa da una parte, non l'era mettere e praticamente non so come spiegarlo questo stemma. Dietro non c'è nessun nome, è una maglia semplice. Questa l'avete vista sicuramente in qualche video perché l'ho messa più volte. Perché ho questa maglia? Questo lo so per certo perché io e Luca Cohen, vi ripeto, facevamo un format sul nostro canale, vecchio canale YouTube, The Absurd, non so se ve lo ricordate, dove appunto scroccavamo a tutti gli influencer qualche cosa e a Luca Nerazzurro, tifoso dell'Inter, scroccammo diverse cose, tra cui una maglia. Luca l'ha saputo dopo diversi giorni. Poi altra maglia del Napoli e qui scende la lacrimuccia perché allora qui per i fedeli proprio sanno già di che maglia sto parlando. Probabilmente la maglia alla quale sono più legato, sì, levo il probabilmente perché è la maglia indossata da Allan con firma e dedica annessa. È quella maglia che appunto Allan mi ha portato senza che io lo sapessi qui a Napoli. Nel video in cui andai a ritirare questa maglia non ho mai capito, cioè da quel video in poi non ho mai capito di che partita si trattasse. Se non mi sbaglio noi dicevamo la partita contro il Sassuolo, però non mi ricordo insomma che partita era. Allora, che è una maglia indossata lo si capisce, cioè si vede proprio. E poi vi mostro ancora una volta la dedica con la firma sotto, spero che si vede bene. Io ringrazio ancora Allan per questo regalo, fu una cosa veramente, una sorpresa inaspettata. Vi faccio vedere un'altra perla, dai, ve lo meritate. Allora, la maglia dell'Atletico Battipaglia. L'Atletico Battipaglia è una società a me molto cara perché conosco benissimo il presidente, avendo lavorato a stretto contatto con le varie categorie, prima, seconda, terza categoria della Campania e non solo. Allora conosco molto bene tutte queste realtà campane. Andai a fare un'intervista per il loro podcast e decisero di regalarmi questa maglia. Non c'è nessun nome scritto dietro, c'è soltanto il tricolore. Oh, vi dico la verità, è molto bella questa maglia. Io li ringrazio ancora per il pensiero. Gli diamo un bel 7,5 a questa maglia qua. Chi conosce l'Atletico Battipaglia merita di stare a guardare ancora questo video e soprattutto scrivetemi per chi conoscete l'Atletico Battipaglia. Allora, andiamo avanti, vi mostro un'altra maglia del Napoli. Eccola qui, maglia con lo scudetto in petto, è A7, personalizzata Super Allan 5 dietro. Ecco, qui già si nota la differenza di sponsor, cioè MSC tutto in bianco rispetto invece alla Lete. Fatemi sapere anche voi che state guardando questo video, perché non penso che siete tutti tifosi del Napoli, se vi piaceva di più quel tipo di maglia con lo sponsor Lete, quindi tutto il rosso in petto, oppure come questa qui con lo sponsor in bianco. Secondo me questa qui è tanta roba. Questa è una delle più belle che abbiamo. Poi sempre sul Napoli e torniamo ancora dietro, abbiamo questa qui, questa veramente vi giuro, cioè non ricordavo di averla questa maglia qua. Questa qui dovrebbe essere delle annate del Pocio Lavezzi se non mi sbaglio, ma no, non mi ricordo se c'era già Lavezzi, se erano già quelle tipo l'epoca di Zemaili con lo sponsor Macron. Come si vede che è una maglia comunque datata e consumata. Guardate qui, lo sponsor diciamo qui sulla manica si è praticamente scollato. Allora, qua ce n'è ancora una marea, ma è assurdo, non so quando stava venendo sto video. Allora andiamo un po' più veloci, vi faccio vedere altro pezzo molto particolare della mia collezione di maglie, che è questa qui del Paris Saint-Germain. Come vedete a me le maglie particolari piacciono tantissimo. Maglia molto particolare, tutta bianca, sponsor Nike, con questi inserti neri e rosa. La maglia in questione è di Kylian Mbappé, quindi questo già è un piccolo aiuto per quanto riguarda il tipo di annata. Bella anche questa, gli do un bel 8,5 9. A me maglie particolari tutto colorato mi piacciono. Allora abbiamo questa maglia, mamma mia,
che ho cacciato. Che ho cacciato, Wagyu. Che ho cacciato, Wagyu. Che ho cacciato. Cioè, la mia collezione cosa vi sta cacciando in questo momento? La maglia Polenghi del Napoli. Nike, guardate qui, clamorosa. Cioè, molti di voi non sapevano manco che erano sponsor Nike un tempo, ma che pezzo unico ha cacciato la mia collezione bella e buona. Questa me l'ha regalata il presidente dell'Atletico Cercola, squadra con la quale io l'anno scorso mi sono tesserato e tra l'altro ho trovato anche il mio primo gol tra i dilettanti. E non a caso vi ho citato l'Atletico Cercola perché abbiamo anche la maglia dell'Atletico Cercola di quest'anno, tra l'altro, guardate qui, gialla e blu, con un numero non a caso dietro, il numero 5, che è il mio numero. Questa però non è la maglia con la quale io ho segnato, perché la maglia con la quale io ho segnato, tra l'altro, era bianca e inserti gialli, me la ricordo ancora quella maglia. L'ho regalata ad un tifoso che era lì, che partecipò insomma ad una piccola challenge a bordo campo, vinse quella maglia. Di quel completo c'ho soltanto i pantaloncini e, se non mi sbaglio, i calzerotti. Non so se è la migliore delle maglie che vi ho fatto vedere, però merita veramente, secondo me, tantissimo. Belle, mamma mia, cacciato qua. Altra perla che vi voglio far vedere, questa pure meritava di essere messa nella mia collezione di maglie, ragazze. La maglia numero 9, ditemi voi di chi è la numero 9, degli Olimpo, della GOT League ovviamente. Infatti c'è la patch sulla manica destra della GOT, una delle più belle. Il rosa mi piace assai, non so se l'avete notato, e poi è molto comoda, la uso praticamente ogni giovedì per andare a fare le partitelle con i nostri amici, insomma. Altra maglia del Napoli, Wagyu. Torniamo un attimo da noi, anche questa qui è A7, anche qui Super Allan 5 dietro. Qui vediamo un altro sponsor ancora, che è Amazon. Sul braccio sinistro, visto che ci troviamo a parlare del Napoli, faccio pure questo, perché non è una maglia da calcio proprio, e quella là dovrebbe essere una da allenamento, sì, di quest'anno. E poi mo faccio vedere le altre del Napoli, così chiudiamo la questione Napoli. Vabbè, questa qui la conosciamo molto bene, anche qui con il colletto, anche in questo caso ce la siamo fatta personalizzare. Secondo me è tra le più belle, se non la più bella, perché è molto semplice. Ci sono i loghi del Napoli proprio dentro la maglia, poi gommato il logo del Napoli. Questa qua gli do 9. Ne abbiamo un'altra, la maglia bianca con il Vesuvio in petto, già ne avevo vista una simile a questa qui, però vi faccio vedere anche la versione bianca. Altra maglia del Napoli, eccola qui. Questa qui la comprai proprio il giorno stesso che uscì questa maglia, con il dorato sopra, ed è la maglia di Lorenzo Insigne, Lete, però in questo caso, come vedete, c'era già la prima differenza, non c'era proprio tutto il blocco rosso, ma era soltanto la scritta Lete rossa attaccata sopra, gommosa, e gommato. E chiudiamo con altre due maglie del Napoli. Anche in questo caso abbiamo la canotta d'allenamento del Napoli, diversa da quella là che vi ho fatto vedere prima, e quella là porpora e quella là viola. Chiudiamo con il Napoli, altra maglia alla quale sono legato, una maglia particolarissima dello scudetto, è A7 MSC e dietro firma di Victor Osimhen. È la maglia di Vittorio Osimeno con la sua firma dietro, il 9, come vedete. Chi mi segue su Instagram lo sa ovviamente che c'avevo questa maglia perché ve l'ho mostrata, quindi se non mi seguite ancora, ragazzi, fatelo, perché su Instagram avete molte anteprime. Poi c'è la patch della Serie A, ma io ve la vorrei far toccare, ma penso che chi ha questa maglia la conosce, cioè completamente diversa dalle altre. Cioè c'è la Serie A e tutti i loghi in rilievo praticamente, voglio qua sopra. A questa qua pure do 9. E chiudiamo la collezione maglie Napoli. Qui voglio, c'ho una serie di chicche che neppure ricordavo di avere. Allora, la prima chicca che vi faccio vedere è questa qua, la maglia del Real Arienzo. La maglia del Real Arienzo meritava di far parte di questa collezione. La maglia numero 3 di Morgillo. Saluto tutte le persone, tutti i ragazzi del Real Arienzo, la società, che lì con me. In pratica sono andato lì perché c'era Terracciano, portiere della Fiorentina, visto che fa parte di quella società, insomma, fare una giornata con tutti i ragazzi. Sono andato lì e gli feci alcune domande, insomma, a Terracciano, un video che trovate anche sul canale, ed era proprio sul campo della Real Arienzo, e quindi mi regalarono una maglia, furono molto disponibili con me. Grazie ancora. Vabbè, poi c'ho la maglietta del Napoli Esports, perché come sapete io sono testimonial del Napoli Esports sui social. Poi c'ho una maglia di una partita di beneficenza, che pure mi avete visto in diversi video, secondo me, la metto anche durante alcune partite il giovedì. E abbiamo le ultime due maglie, abbiamo questa maglia qui di un Thief, il numero 5 dietro, altra maglia viola, e ultimissima maglia, quella della Longobarda Salernitana.
Salerno, con tanto di personalizzazione, Superallan 5. Conosco anche in questo caso benissimo la dirigenza, il presidente che me la portò fino a casa questa maglia, perché sui social tantissimo tempo fa creai una storia sulla Longobarda, e visto che la Longobarda, lo sapete tutti, con Lino Banfi è stata una delle squadre storiche, no, del panorama calcistico, con lo storico film appunto sulla Longobarda, ma non mi ricordo il nome dell'attaccante, Aristoteles, e quindi nulla, mi era molto simpatica come nome, come squadra, e l'unica squadra che appunto ricordava questo nome era quello della Longobarda Salerno. Guardate qui lo stemma, il logo della Longobarda, molto molto bello. Allora voglio, finisce qui questa mia mega collezione di maglie da calcio che non sapevo, non ricordavo di avere. Guardate qui, sono sommerso di maglie da calcio e spero che questo video vi sia piaciuto. Ci ho messo veramente tutto il cuore nel registrarvelo, ho fatto il mio possibile, sto una mezza chiavaca ancora, penso che si vede. Fatemi sapere qui sotto nei commenti l'annata di ogni maglia, fatemi sapere quante maglie vi ho mostrato perché sono veramente curioso, e soprattutto fatemi sapere se anche voi avete una collezione di maglie da calcio. Lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!